Intanto le borse europee sono in calo, con Milano maglia nera in attesa che Theresa May illustri al Parlamento inglese il suo piano B sulla Brexit. Piazza Affari cede lo 0,7% davanti a Francoforte, che si attesta al meno 0,5%, e Parigi al meno 0,2%. Londra è invariata, mentre la sterlina perde terreno sull'euro. Lo spread BTP Bond si muove attorno ai 250 punti base, con gli investitori che temono una frenata sull'economia dopo gli avvertimenti di Banca Italia. Nel vecchio continente intanto arrancano le TLC, con Deutsche Telekom al meno 2,5% e TIM a meno 2%. Gli investitori restano cauti in attesa di novità sul fronte dei dazi, dopo che una proposta cinese per riequilibrare la bilancia commerciale con gli Stati Uniti non sarebbe stata giudicata soddisfacente da Washington. Mentre secondo Bloomberg sul fronte della protezione della proprietà intellettuale non si registrano progressi significativi. Sono queste le ultime notizie giunte in redazione da Piazza Affari Milano. Aggiornamenti nelle prossime news su Media Web TV Europe. Ringraziando per la cortese attenzione a tutti voi. La più cordiale buona giornata.